Escursionisti veneziani travolta da una valanga che si è staccata nel pomeriggio dal Nuvolai a Cortina. Il soccorso alpino ha salvato entrambi, la donna grave in ospedale. Siringhe, sangue, furti, accampamenti e discariche di scena il degrado di via Cappuccina a Mestre, documentato dalle foto inviate dai residenti. Il farmacista, la situazione è allarmante. Un corteo, una fiaccolata contro il crimine, il degrado di Mestre entro il 4 febbraio, così le associazioni della città chiedono al prefetto la creazione di una squadra anticrimine interforze. Sarai sempre con noi, grazie a Anima Bella, così la mamma del quindicenne di San Donà, oggi nell'ultimo saluto al figlio Giorgio Conte, morto il 21 dicembre forse a causa di una trombosi cerebrale. L'US 4 ha messo a disposizione un supporto psicologico per i familiari dei 2 ragazzi morti nell'incidente di domenica sera, domani i funerali di Alessandro Colato, venerdì quelli di Maria Chiara Guida. È di 9 strutture completamente abusive il bilancio dell'ultima tornata di controlli su bed and breakfast e affittacamere a Mestre Venezia, scoperto anche una sorta di albergo da 20 camere. Inaugurato a Chioggia il nuovo polo inclusivo trasporto e disabilità, dove si balla e ci si diverte tra una lezione di karate e di fisioterapia, il taglio del nastro in via Pigafetta. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'avete sentito, in primo piano la cronaca: 2 sci alpinisti veneziani sono stati travolti da una valanga che si è staccata nel pomeriggio di oggi attorno alle 16 nella zona di Ragusela e il Nuvolao, sotto l'omonimo rifugio ad oltre 2000 metri di quota nelle Dolomiti di Ampezzo. A dare l'allarme è stato uno dei 2 escursionisti rimasto semisepolto nella neve, che ha perso di vista la sua compagna. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha consentito di recuperare la donna, rimasta sommersa sotto 2 metri di neve. Dopo le prime cure, l'escursionista è stata caricata a bordo dell'elicottero del SUEME di Pieve di Cadore e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Per il recupero del secondo sciatore è intervenuto l'elicottero dell'aiuto alpin di Bolzano in zona. Oltre all'equipe sanitaria hanno operato gli uomini del soccorso alpino dell'ARPAV Neve e Valanghe per la giornata della Guardia di Finanza di Cortina con unità cinofile. Il bollettino dell'ARPAV Neve e Valanghe per la giornata di oggi segnalava un pericolo di valanghe marcato di grado 3 su una scala di 4. Medesime condizioni di pericolo sono segnalate fino a tutta la giornata di sabato prossimo. Il soccorso alpino invita gli escursionisti a rinviare le uscite in montagna. Siringhe, sangue, furti, accampamenti e discariche di scena il degrado di via Cappuccina a Mestre. Siringhe appena utilizzate da qualche tossicodipendente per farsi di eroina, immerse in ciò che lo stomaco ha appena rigettato. E poi il giaciglio con coperte e materassi di riutilizzo per i senzatetto sbandati, diciamo fortunati, o la scatola di cartone aperta a mo' di letto per talaltri. Il degrado tra via Dante e via Fusinate a Mestre, nell'ambulatorio medico reso inagibile proprio dallo stazionamento costante di gente sgomberata di giorno e che torna con l'imbrunire. E quanto emerge dalle fotografie scattate proprio dai residenti costretti alle gincane tra siringhe, sangue e sporcizia per entrare nell'androne di casa, divenuto da tempo ricovero di gente a sua volta costretta a vivere nell'ombra. A dare l'allarme anche il farmacista della zona, portavoce di una comunità che vive in un inferno al pari suo, con i furti costanti in farmacia anche di prodotti di bellezza, racconta. Il problema è che vengono a rubare qualsiasi cosa, perché qua attorno abbiamo dei mercatini in cui vendono anche i profumi, i cosmetici, gli shampoo. Mercatini abusivi. Certo. Sono i mercatini, ad esempio, di qua vicino via Tasso? Esatto, sono quei mercatini in cui poi la gente va a vendere. È che noi siamo impotenti, perché io non è che posso fermare le persone. Questi escono, vanno via, io non ho mezzi, chiami la polizia, purtroppo la polizia ha anche altre cose da fare. Degrado perennemente sotto gli occhi di tutti. Qui in via Cappuccina basta camminare a piedi per trovare sorprese e sorpresine a costo zero tra le piccole aree verdi. Questo qua è soltanto una delle aiole che abbiamo incontrato. Ci siamo fermati non soltanto bottiglie rotte, preservativi visibili in pieno giorno e vabbè, pacchetti di sigarette, ma anche, scusa se lo faccio inquadrare, ma voglio farlo vedere, assorbenti. Fatto denunciato più volte dai residenti agli addetti del comune affinché si provvedesse alla pulizia quotidiana di tale indecenza, dicono, ma nel rimpallo di responsabilità pare al momento non si sia mossa foglia se non tra quelle presenti tra le siepi. È vero che probabilmente ci sono persone che buttano l'immondizia per terra, quello è un problema, però dopo non vengono più raccolte.
e non sto parlando di giorni, stiamo parlando di settimane. Un corteo e una fiaccolata contro il crimine e il degrado che imperversa a Mestre, quanto deciso in serata dalla rete di associazioni cittadine che chiedono al prefetto inoltre la creazione di una sorta di squadra anticrimine interforze. Un corteo e una fiaccolata per chiedere maggiore sicurezza, o meglio la sicurezza che non c'è a Mestre di notte come di giorno, manifestazioni che dovrebbero tenersi prima di Carnevale, ovvero entro il 4 febbraio. Così la rete di associazioni cittadine, più di una ventina, stanche della recrudescenza di raid, furti, spaccate con tombino, dello spaccio di droga, insomma di un degrado culminato l'altro giorno con un ignoto cecchino che ha sparato pallini contro l'auto del legale Mestrino, rappresentante di Altobello in cammino, da sempre in prima linea contro la criminalità cittadina. Tra le richieste da inoltrare al prefetto, che a sua volta si chiede le inoltri a Regione e Governo, più presidi fissi interforze per le 4 municipalità della terraferma e facenti parte di una vera e propria squadra anticrimine. Visto che la zona è ampia, ma non così ampia, sarebbe meglio, perché è evidente che un presidio fisso rischierebbe di far spostare la zona dello spaccio da un'altra parte. E poi è evidente c'era oggetto di alcune petizioni era anche il controllo appiedato, insomma una riorganizzazione del controllo del territorio, perché è evidente che il territorio ormai, soprattutto questa zona, è abbandonato e nell'abbandono è aumentato il degrado. Ma non basta. Con il rinforzo del pattugliamento a piedi già presente lungo via Piave in centro città, ma assente in zone come via Bissuole e viale San Marco, divenute oramai da tempo bersaglio di ladri e banditi, si chiedono interventi mirati per il decoro della città a partire dalla sua rigenerazione urbana. C'è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Provinciale, ma di potenziare l'attenzione per questa zona, questo è sicuro. Sarai sempre con noi, grazie Anima Bella. Una lettera letta a fil di voce dalla mamma Eleonora, distrutta dal dolore oggi nel Duomo di San Donà. L'addio a Giorgio Conte, il 15enne, morto il 21 dicembre forse a causa di una trombosi cerebrale. La maglia della squadra e la firma dei suoi compagni, dei suoi amici, di coloro che con lui hanno vissuto l'amore per lo sport. Astro nascente del rugby San Donà e studente della scuola edile a Treviso, Giorgio Conte, 15 anni, è morto il 21 dicembre forse a causa di una trombosi cerebrale. Nel Duomo tanti hanno voluto essere presenti. Non c'è una spiegazione, dice il parroco nell'omelia. Di fronte ad un fatto come questo ci si può giustamente arrabbiare. Soprattutto perché non riusciamo a trovare un perché. La bara chiara sopra la maglia e quel pallone ovale che lui amava tanto. A parlare la mamma Eleonora. Grazie, dice Anima Bella. Guarda in quanti sei finiti qui oggi. Non è da te, così timido e introverso, ma credo che la tua semplicità, bontà, dolcezza e determinazione siano entrati nel cuore di tutti. Sei l'orgoglio di noi genitori, di tuo fratello, di nonni e zii. Il ringraziamento di mamma e papà a quanti sono stati vicini a Giorgio, agli insegnanti, educatori e allenatori che lo hanno reso il ragazzo speciale che era, e poi le parole lasciate dagli amici e lette dal parroco. Troppo difficile parlare, troppo dolore. Giorgio era davvero per gli altri, attento e premuroso. Scrive una sua amica: l'affetto che lui dava era un affetto vero. Un ragazzo timido ma deciso, con tanti sogni. Giorgio è stato uno dei ragazzi che ha vissuto meglio quel campo. Giorgio era un ragazzo saldo, forte in tutto ciò che era importante, dalla scuola al gruppo, nel rugby, nell'animazione. Si alzava tutte le mattine alle 5:30, deciso nella sua scelta scolastica, che lo portava a Treviso tutti i giorni, ma con ottimi profitti. Gli occhi lucidi degli amici e l'ultimo saluto. Ura! Ura! Ura!
La tragedia di San Donà di Piave, l'ULSS 4 ha messo a disposizione un supporto psicologico per i familiari dei 2 ragazzi morti nello scontro contro il guardrail di domenica sera. Domani intanto i funerali di Alessandro Polato, venerdì quelli di Maria Chiara Guida. Tenetevi strette le persone che amate. Quello di Mattia Lanzarini è un appello lanciato nel dolore di momenti impensabili, momenti che lui e la sua Maria Chiara non avevano certo progettato. Nonostante la giovanissima età, i 2 guardavano al futuro, un futuro cancellato dallo schianto di domenica sera. Ed ora il fidanzato della ventenne è chiamato, come tutta la comunità, all'addio. Per San Donà di Piave un doppio, lancinante addio. Se i funerali di Alessandro Polato saranno celebrati domattina alle 10 nella chiesa di San Pio X, quelli di Maria Chiara Guida sono stati fissati per il giorno dopo, venerdì alle 15 in Duomo. Maria Chiara era una ragazza semplice, un vulcano di emozioni, era parte integrante della nostra famiglia, dicono oggi affranti papà, mamma, fratello e nonni. Così come sorridevamo insieme in famiglia, adesso la piangeremo in famiglia. E anche da loro arriva un accorato appello a tutti, soprattutto ai giovani. Quando si conduce un'auto, una moto o un veicolo in generale, è come se si avesse un'arma in mano che può causare danni irreparabili e stravolgere le vite di tante persone, come è successo in questo caso. 2 vittime, 5 famiglie distrutte. Ragazzi, siate prudenti. Il 2023 sarà un anno molto difficile a Mestre per il congresso provinciale della CGIL. Il segretario generale Maurizio Landini critica la politica del governo Meloni, rimette le accise sulla benzina e non abbassa le tasse a lavoratori e pensionati. Vedo un anno difficile per chi lavora, perché abbiamo alle spalle non solo la pandemia ma la guerra che ha determinato un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone. Il futuro non è roseo per il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a Mestre per il congresso metropolitano del sindacato veneziano. Molti non arrivano alla fine del mese, nel lavoro la precarietà è altissima e il governo non pare intenzionato ad affrontare temi basilari, come quella riforma fiscale che, unita ad un serio contrasto all'evasione, aumenterebbe salari e potere d'acquisto di lavoratori dipendenti e pensionati in un periodo di drammatici rincari. La benzina sta aumentando perché il governo ha deciso di non proseguire col provvedimento che aveva preso sulle accise. E ha scelto di fare la marchetta elettorale della flat tax, ha scelto di fare la marchetta elettorale dei condoni e quindi ha spostato le risorse che servivano a tutelare il reddito delle persone da un'altra parte. C'è poi il dato tragico delle morti sul lavoro. Nel 2022, secondo l'INAIL, sono state 1404, 4 al giorno, 135 solo in Veneto, secondo in Italia in questa drammatica classifica. C'è anche un problema che riguarda la cultura del fare impresa e per affrontare questo tema bisogna intervenire sul sistema degli appalti, perché buona parte degli infortuni avvengono proprio anche per lavoratori che sono in appalto, che sono precari. I rincari di luce e gas sono dovuti alla guerra, Landini dice basta con l'aumento delle spese militari, ma soprattutto alla speculazione. Al governo però non mancherebbero gli strumenti per affrontare la crisi. Investire sulle energie rinnovabili, il che vuol dire costruire le filiere produttive perché così i pannelli solari e le pale eoliche non le compriamo dalla Cina ma siamo capaci di farle noi, e avere un'autonomia e una sovranità energetica significa anche essere un paese che può dire la sua sul piano delle politiche industriali e sul piano della costruzione di un'Europa che abbia questa dimensione. Il congresso di Mestre della CGIL segna un passaggio di consegna al vertice del sindacato veneziano. Il segretario generale Ugo Agiollo lascia dopo 4 anni e traccia un bilancio dell'attività svolta. Credo di lasciare una CGIL più forte di quella che era 4 anni fa, più radicata, più presente nel territorio, mantenendo anche la propria presenza in tutti i luoghi di lavoro. Ugo Agiollo lascia la guida della CGIL veneziana al termine di 4 anni intensi, segnati dal Covid e dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Crisi che, secondo il sindacato, hanno allargato il divario economico, innescando nuovi processi di impoverimento e di difficoltà sociale, in una situazione di partenza peraltro già critica. Questo territorio sta da un lato perdendo la propria vocazione industriale, è sempre più
parlo di tutta la provincia, investito dal fenomeno turistico ed è sempre più investito dal fenomeno della precarietà, in particolare per i giovani, oltre che fenomeni che hanno a che fare anche con l'illegalità. Vedi i processi che sono in corso a Eraclea, quello sul Tronchetto e per quanto ci riguarda in particolare anche quello sulla Fincantieri. Nel veneziano la CGIL conta più di 73.000 iscritti che si sono preparati al congresso di Mestre attraverso 782 assemblee in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati e nelle leghe dei pensionati, in un territorio la cui economia è segnata sempre più da un'unica voce. Il turismo è certamente una fonte di ricchezza e di lavoro per il territorio di Venezia, nessuno mette in discussione questo. Il problema è che il turismo sta creando, proprio perché non programmato e non gestito, una serie di altri fenomeni che hanno a che fare con un lavoro precario, con un lavoro povero, al di là di quello che si dice, e dall'altro anche con situazioni di vivibilità difficili per quelli che sono gli abitanti di questo territorio, in particolare della città d'Acqua. Seduta movimentata al Consiglio regionale, la proposta delle opposizioni che chiedeva alla Regione di partecipare in veste ufficiale alle manifestazioni arcobaleno in Veneto spacca l'Assemblea e fa scoppiare la polemica. Io voto a favore se fate un emendamento a questa mozione dove quella giornata lì vestiamo tutti gli assessori della giunta Zaia da drag queen e mandiamo loro sopra il carro. La pittoresca controproposta espressa dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio è la risposta alla cosiddetta mozione Pride, una mozione a prima firma della consigliera Erika Baldin del Movimento 5 Stelle che chiedeva alla Regione di partecipare in veste ufficiali alle manifestazioni arcobaleno in Veneto. Non mi faccio nessuna illusione sul fatto che questa mozione verrà votata, però credo che sia un momento utile anche il confronto che avverrà tra di noi. E il dibattito è aperto e acceso proprio da Gio Formaggio. Se mia figlia mi dice caro Gio Formaggio, caro papà, ho visto il dottor Valente con la bandiera della Regione Veneto in rappresentanza della Regione Veneto che era vicino a uno messo come un cane con la palla legata in bocca. Mi sai dire qualcosa? Bene. Io non riesco a rispondere a mia figlia su questo tema. Il voto contrario ci può stare, ribattono dall'opposizione. L'aggressività dei toni e le prese in giro no, perché le discriminazioni esistono e sono un problema. Noi non stiamo parlando al banchetto del mercato di Albettone, non facciamo show. Quello che diciamo ha una rilevanza politica oltre che sociale. Voleva fare un video su internet, vuole che la registro per metterlo sui suoi social perché così ha 2-3 like in più. È questo l'obiettivo o vogliamo iniziare a discutere davvero? Ma soprattutto in ogni intervento dell'opposizione si sottolinea il solco che divide certi toni e certi concetti dalle posizioni di Zaia. Il Presidente della Regione si è reso conto che forse un po' di evoluzione nel pensiero dal punto di vista dell'accettazione delle diversità è indispensabile. Ecco, l'ha fatto con qualche decennio di ritardo, non aspettiamo altri decenni per riuscire ad accompagnare questa regione. Sulla posizione di Lega e Lista Zaia risponde il capogruppo Villanova. Siete sicuri che il Pride rappresenti tutti gli omosessuali, gli LGBTQ+? Perché quelli che conosco io, e vi dico, anch'io ne conosco, e ci parlo anche, vi assicuro, non si sentono molto rappresentati da quello che succede nei Pride in giro per l'Italia. Messa ai voti, la mozione è stata bocciata con 34 contrari e 7 favorevoli. È di 9 strutture completamente abusive il bilancio dell'ultima tornata di controlli su bed and breakfast e affittacamere a Mestre e Venezia. Ha scoperto anche una sorta di albergo da 20 camere. L'ultima tornata di controlli a tappeto della Guardia di Finanza e della Polizia Locale su locazioni turistiche e attività ricettive irregolari a Venezia e Mestre ha portato alla scoperta di 9 strutture totalmente abusive, tra cui spicca una sorta di albergo non dichiarato di ben 20 camere pienamente in attività in centro storico che è stata chiusa. Altre 40 strutture prive di segni identificativi o che non esponevano i prezzi relativi ai servizi offerti sono state sanzionate. Complessivamente le sanzioni amministrative superano i 50.000 euro. Controlli di carattere fiscale sono inoltre in corso su attività di affittacamere gestite come imprese, pubblicizzate online e frequentate da numerosi turisti. I titolari dichiaravano al fisco solo redditi occasionali.
Le indagini sono state condotte grazie alle segnalazioni dei residenti, a questionari distribuiti a turisti in partenza e alla piattaforma Dogale, che incrocia i dati delle inserzioni dei bed and breakfast con le strutture censite nel database comunale e con le interrogazioni condotte sulle banche dati anagrafico-tributarie. Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nella notte un deposito agricolo di Campolongo Maggiore, i danni sono ingenti. Un grosso incendio divampato stanotte ha semidistrutto un capannone agricolo di circa 300 metri quadri in via Levico a Campolongo Maggiore, provocando danni a tutte le attrezzature messe a deposito. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco, arrivati da Mestre, Mira e Padova con 3 autopompe e 2 autobotti, l'autoscala e 21 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento poco dopo la mezzanotte, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare la propagazione del rogo all'abitazione vicina. Il tetto ventilato è stato sezionato e per metà parte salvato. Sono ora in corso le operazioni di bonifica. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, intervenuti anche con il personale NIAT, Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale. È il polo sportivo che, oltre ad arricchire l'offerta del centro diurno, punta ad offrire l'attività come la psicomotricità, laboratori di musicoterapia e ancora yoga, teatro, ballo, karate, una piccola palestra, pesi con la fisioterapia. Non un polo qualsiasi, ma quello specifico per persone con disabilità che amano lo sport e che lo praticano. Il taglio del nastro nelle scorse ore a Chioggia, in via Pigafetta. Il polo inclusivo è uno dei sogni tirati fuori dal cassetto e raggiunto grazie alle supporto di professionalità e associazioni sportive anche molto sensibili. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Benvenuti al Meteo. Alta pressione sempre ben salda sul nostro territorio con tempo stabile. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 12 gennaio. Sul Veneto ci attende una bella giornata di sole, con qualche nebbia la mattina ma presto in dissolvimento. A seguire cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature con andamento irregolare, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece tra i 7 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso, vedete, avremo un ampio soleggiamento. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato con cielo generalmente sereno o velato. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 9-12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.